Raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano, stagione 99-2000, sta per finire, record 71-10. Abbiamo perso le ultime due, speravo di fare il super record in regular season, invece no, ma siamo ancora uno squadrone. Simula fino a questa data. MVP per il secondo anno consecutivo veneziano, 24 di media, 7 rimbalzi, 10 assist, palle recuperate 9, 1-9. Siamo forti in tutto, però non siamo da capi classifica della Lega, ma noi siamo anche assist 10.9, speravo meglio, ma siamo veramente completi. Matricola Manu Ginobili, sesto uomo Larry Elliott, difensore David Robinson, giocatore più migliorato Andrew Wilkins. Poi vabbè, Keon Jennings, allenatore dell'anno, Gabe Booker, amministratore. E niente, ragazzi, si vola ai playoff. Bene, bene, bene. Ok, playoff. E vediamo, siamo i super favoriti. Il veneziano si becca il secondo MVP consecutivo intanto, eh? Cuba devastante, non pensavo che crescesse così. Ok, gara 1 è nostra, adesso cambierà il formato anche per i playoff, se andiamo in finale non facciamo 6 minuti, ma solo diciamo i primi 3 e poi chiaramente la fine se serve. Dovrei passarlo abbastanza tranquillamente il primo turno, teoricamente. Ok. Attenzione Sacramento vuole tentare il miracolo 23 aprile 2000, ragazzi. Questa la perdiamo, raga. Calma perché ho fatto senza neanche guardare i punteggi. Sconfitta inaspettata ai playoff. Fiori. Ok. Vancouver, Phoenix, LA, Minnesota. Dall'altra parte ancora nulla. Ma tutto, mamma mia, stratirato di là, nella Eastern Conference. Però dovrò anche andare nella Eastern perché ho fatto solo Western finora. Attenzione, i finalisti di Philadelphia vanno via. Miami, attenzione a Jordan. Miami, Boston e Atlanta, New Jersey. La parte sopra non me l'aspettavo, sinceramente. Però è una parte sopra debole. Per me la finalista sarà una tra Miami e Boston. Ok, noi siamo qui i nostri Phoenix. Ok, siamo in casa. Partita non troppo difficile. Vittoria. Attenzione che Phoenix, mamma mia, partenza bomba dei Suns, eh? Attenzione. Dobbiamo giocare. Porca miseria. Non me l'aspettavo. Veneziano. Subito il cube. E la cicca. Però sono un po' preoccupato, raga. Ai ai ai. Ha già la pancia piena Vancouver, spero di no. Freddy James. Meno 5. I campioni del mondo sono in difficoltà. Dai. Solo rete. Il 2 volte MVP. Mette la firma. Un minuto. Thanks, guys. I was able to hear Matt Lucas coaching his team during that break. He wants them to have an even tempo. Attenzione. He said, I like the energy, but don't rush. Don't force things. Let the game Kevin Johnson, grande. Il sindaco. No, che buco. Con questa forse è finita la partita, ragazzi. Mamma mia.
Basta, finita. Dai. Incredibile, incredibile. Sconfitta in casa inaspettata. Perdiamo il fattore campo anche. 1-1. Bene. Non posso avere la pancia piena dopo solo una vittoria. Un attimo, Phoenix è pesante, eh? Questa è però è stravinta, godo. Tanto Los Angeles è in finale, l'eterna sfida. Siamo a Phoenix. Mamma mia, partita tiratissima. Adesso però c'è fuga e si vince. Dai. Andiamo alle semifinali, raga. È che Los Angeles sta trovando veramente l'avversario duro. Mamma mia, grandissimi. E dall'altra parte, ragazzi, Jordan punta alle finali ancora. Boston fuori 4-3, bellissima. New Jersey, secondo me, non sono all'altezza di Miami. Vedremo. Vancouver, Los Angeles, ancora finale di Western. Mamma mia. Vediamo se riusciamo a buttare fuori ancora LA. LA non ce la fa. I grandi campioni O'Neal e Garnett e Bryant rischiano di non vincere nulla finché rimane Kume a ovest. Ma stiamo massacrando Los Angeles, ragazzi. Vediamo in casa dei Lakers se la situazione cambia. Questa la perdiamo. 2-1. Qua è partita molto bene Vancouver. Massacro, massacro. Vai. Attenzione, Jordan rischia di perderla in finale di conference. Beh, ma con New Jersey Nets di massacro, dai. Se vado, attenzione però. Cazzo, la perdiamo questa? 3-2. Attenzione. No, non vorrei andare in gara 7, raga, ma qua... Attenzione, Los Angeles è bella cattiva, eh. Ragazzi, New Jersey in finale, ma noi dobbiamo andare a gara 7, ragazzi. Los Angeles è veramente forte, eh. Attenzione. Siamo a rischio, Beppe. Però abbiamo un bel vantaggio adesso, eh. Sì. Ragazzi, è seconda finale consecutiva, terza per il Cume contro New Jersey Nets, che sinceramente hanno fatto un miracolo. 3 minuti quindi, chi hanno? Beh, il grande Drazen, Glenn Robinson, insomma, Kenny Anderson, buona squadra, ma sicuramente noi siamo più forti. Gara 1. Vai. Inizia gara 1 delle finali 2000. Mi aspettavo sinceramente i Miami di MJ. Vai. Subito il Cume. No, brutto errore qua del Cume.
Però la recupera, no. Merda. Dai. Bravo Reeves. La appoggia molto bene. Mi sembra una finale un po' meme. Non mi aspettavo minimamente New Jersey in finale. Attenzione. No, merda. Terza finale, veramente incredibile. Come sono marcato però ragazzi, duretta Ma hanno paura del Kuma, yes. Non c'è storia, il Kuma è il dominatore della Lega in questo momento, Grande però la sbaglia, il Kuma recupera. Kuma è completo, quello che lo rende unico. E la mette anche da tre Sean Kemp. Mamma mia ragazzi. Defense. 8. Ok. Grande rimbalzo di veneziano. Attenzione Reeves. Grande Reeves. Fantasmagorico Reeves. Aia. Mamma, se avete anche questa. Mamma mia, la sputa, ma arriva Kemp e si gode, si gode. Mamma mia. Che squadra. Adesso però dobbiamo continuare così e vincerla, È una partita molto combattuta. 8 di vantaggio, 6 di vantaggio, ancora 8, siamo là. Attenzione, ma la vinciamo. Ottima vittoria. A questo punto io direi comunque possiamo andare così e far sempre gli ultimi minuti se ce n'è bisogno. Mamma mia, la squadra veramente adesso in questo momento è all'apice, La squadra sembra all'apice, siamo a New Jersey. Partita combattuta questa, Adesso abbiamo un +7. Attenzione, siamo vicinissimi. E vinciamo alla fine di 2. Final match. Potrebbe essere un altro 4-0, raga, Vediamo se sarà così. Anche questa sembra tirata però, Vai. +6. Rodney Rogers. Rischiamo di vincere ancora in trasferta.
alla Continental Airlines Arena. Possiamo fare la doppietta. In una finale però abbastanza curiosa. Ah, Veneziana è fuori, perfetto. Ci abbiamo uno squadrone. Kemp. O'Neal. Adesso giocano tranquillo. No, ma no, ho sbagliato io. Eccolo qua, lui voglio. Mamma mia, come tira Ray Allen, la meccanica più bella della storia dell'NBA. Ray Allen 23-6. New Jersey secondo me ha perso un po' le speranze. 1 minuto e 10 più 7 Vancouver che può fare un altro 4-0. Stoppata, si sta divertendo Vancouver, ancora rimbalzo, si sta provando tutte New Jersey, ma bello, ma non serve a molto. L'obiettivo sarebbe fare un video a stagione, che così, che vorrei proprio completare tutte le annate fino a quella di quest'anno. Ecco qua sto bug, è una roba di un fastidioso. Niente, 2 ore. Dai Beppe. Ray Allen. Raddoppiato Allen. 5 secondi. Vabbè. Adesso solo stare un po' attenti. Recupera O'Neal. No, fallo su O'Neal. 3 punti per O'Neal, non proprio mano calda oggi, attenzione, adesso rischio anche di perderla. Ecco, adesso gli ho fatto le cagate, adesso rischio di perdere la partita comunque se lo mettono una tripla. And I think they're going to have to work really fast coming out of the timeout. Yeah, they're in desperation mode right now. Need a quick shot and a foul. Dai. Subito New Jersey ci prova. Mamma, cosa ha fatto Kemp? Stoppata galattica di Sean Kemp. Sì. Ci prova e la sbaglia, ma prende un rimbalzo. È finita, ragazzi, siamo ancora campioni NBA per la seconda volta consecutiva. Vancouver sbanca
l'NBA. Veneziano sbanca l'NBA. Guardali. Meraviglioso. E Veneziano fa come Jordan 2. Guarda il Cuba, ragazzi, gasatissimo. And even if they don't get to celebrate in front of their home fans, that does not take anything away from the satisfaction. Vediamo chi vince l'MVP. Campione per la seconda volta. E ancora il Cuba, signori. Seconda tripletta praticamente. Campione NBA, MVP regular season, MVP finali. Ragazzi, questo è un mostro. Questo è il fenomeno che sta cambiando la Lega. La sta cambiando la Lega, questo porco. E si va a vincere e si gode. E Veneziano, MVP delle finali. Godo, godo, godo. Ci becchiamo dopo perché devo fare anche i draft e capire un po' se ci sono tutti. Andiamo a vedere i ritiri. Drexler, sì, 38 anni. Stockton, Olajuwon, mamma mia. Eaton, i primi tre sono pesanti, Vediamo Ron Harper. Maxi Box anche, 35. Tanta gente. Drazen Petrovic. Incredibile, ragazzi. Ma Drexler, Stockton e Olajuwon, i tre big. Ritiri Staft. Ciao. Oh, ritorna all'Hall of Fame, stombarli. Drexler, Olajuwon e John Stockton. Ok. Ritiri male Stockton, Drexler e Olajuwon. Andiamo i cambiamenti. Modifica il logo, divise e pavimento di Phoenix. Adesso forse il pavimento quello, diciamo. Immagine Orlando e Clippers. Ancora non abbiamo cambi invece a livello di televisione, quindi boh. Forse dalla prossima. Ok. Ciao. Hornets, Toronto, Houston. Draft NBA. Draft 2000. Kenon Martin, prima scelta, vabbè, ma questo è veramente... Ok, è veramente un draft ridicolo. Ora possiamo andare veloci. Mi prendo Speedy. Ok. Perfetto. Quindi prima scelta Kenon Martin. Mamma mia, ma che cazzo di veramente il draft 2000 è scandaloso. Gaggio matricola. Ok. Oh, ma Jordan vuole andare via ogni anno ormai. Vediamo chi ha rifiutato. Alone, Elliott. Mesh, buongiorno. Andiamo così. Duncan, ok. Accettata. Vai. Ok, offerta prolungata. Ok. Quindi i miei rimangono. Perfetto, però se devo capire perché
Ci potrebbe essere anche ribaltone veneziano, chi lo sa. Ok. Iverson, Stojakovic, anche lei Allen, cazzo. Ok. Offerta dei Rockets. Scusate un attimo. Ragazzi, la rosa è rimasta lo stesso, la franchigia, quindi abbiamo gli stessi giocatori. Proviamo a fare il tripit, là come si chiama, comunque vincere 3 campionati consecutivi. Però ragazzi, notizia shock del Cume, che ha già detto che a fine stagione lascerà Vancouver perché vuole tentare la scalata est dopo aver vinto i 2 titoli sicuri nella Western Conference, vuole andare nella Eastern Conference. Vuole vincere tutto il talentissimo. Quindi notizia shock per Vancouver che probabilmente dopo questa stagione smantellerà un po' la squadra. Guardiamo un po' i roster perché si stanno creando nuove franchigie dominanti. Toronto rimane uguale, Golden State uguale. Ragazzi, qua abbiamo il San Antonio che adesso hanno Tim Duncan, Robinson, Ginobili, manca solo Tony Parker che potrebbe arrivare nella prossima, chissà. Vabbè, Houston disastro. Ragazzi, altra franchigia che sta nascendo, altra dinastia probabile, Steve Nash, Dirk Nowitzki e Jack Stackhouse. Jerry Stackhouse, cazzo dico. Anche questa è molto buona con un Ron Artest giovanissimo, ma no, Nash e Nowitzki sono pericolosissimi insieme. Ragazzi, Los Angeles riesce a comprare finalmente il playmaker che mancava, Mike Bibby e di LA. Mamma mia, Los Angeles adesso forse è la squadra più forte come rosa. A New York va Malone, chiaramente, ma Karl Malone ormai è finito. Ci sono tante squadre che possono far bene, raga. Boston, che è molto calata Boston. E Philadelphia, che comunque adesso può contare ancora su The Answer, Allen Iverson e Larry Johnson. Ok raga, sotto il comandone veneziano, prossima stagione, io voglio fare la triplettona, ma poi ci sarà l'addio di veneziano ai Vancouver Grizzlies, che comunque è riuscito a portare al vertice e creare la dinastia di Vancouver, una dinastia impossibile da pensare. Ciao!